Oggi ho fatto una conferenza stampa con gli assessori per sbugiardare un po' quanto è uscito in questi giorni relativamente a una serie di tematiche, dalla sanità alla casetta dei libri, piuttosto che la petizione e pullman di AMS. L'amministrazione sta lavorando e tanto per migliorare la città, come i cittadini vedono e notano. Le opposizioni non sono in grado di vedere le cose buone che si fanno, ma anzi puntano il dito su piccole cose e talvolta anche sbagliando bersaglio, perché ad esempio nel caso della casetta del libro sono fidati probabilmente qualcuno che diceva che l'avviso è arrivato pochi giorni fa, ma l'avviso ai cittadini per togliere è arrivato il 21 luglio e loro il 5 agosto ci hanno detto che quella casa deve rimanere fuori solo 120 giorni. Per quanto riguarda la sanità stiamo lavorando con Regione Lombardia anche per le hub delle emergenze che ci sarà al Casermone. Per quanto riguarda il pullman, è un pullman nuovo che abbiamo comprato a metano e come si sa i pullman a metano sono più alti, quindi possono essere utilizzati su tutte le tratte tranne una che è quella che passa per Caiello. Per quanto riguarda la petizione è già stato fatto da sottoscritto con anche altri enti coinvolti, quella che è un'attività di monitoraggio dell'area dei fontanili e abbiamo dato riscontro al Presidente del Consiglio di quanto è stato fatto.